5 domande, 5 grandi questioni su Dio, l'uomo e la fede, poste dagli studenti dei Cavanis al patriarca Angelo Scola in visita stamattina all'istituto fondato 2 secoli fa dai padri Marcantonio e Antonangelo. Da dove nasce l'idea di Dio? Come si giustifica la presenza del male nel mondo? Se l'amore è contatto e comunicazione, perché il Signore non si fa vedere? E ancora, perché siamo cristiani e non ebrei o musulmani? E perché la fede fatica a farsi strada tra i giovani? Il patriarca dedica 20 minuti a ogni risposta, ma non fa lezione. Stimola questi giovani uomini e donne di domani a giocarsi in prima persona, a considerare questi interrogativi inesorabili, parte integrante della vita quotidiana. La domanda di senso, infatti, investe tutto, l'amore, la morte, la giustizia. È questa domanda, dice, che dà il timbro all'esistenza di ogni uomo. Nel cuore di ogni uomo, per il fatto stesso che è ad immagine di Dio, questa domanda è celata, deve essere esplicitata, questo vuol dire educare, deve essere tirata fuori e questo avviene solo attraverso delle relazioni. Quindi la questione numero 1 è la compagnia educativa. E questo è un esempio di scuola? Eh sì, certo, e la scuola dovrebbe essere questo luogo. Il motivo per cui la Chiesa ha sempre curato l'educazione, per cui fa le scuole, è questo qui, insomma, perché vuol far vedere che Cristo c'entra con il concreto della vita e anche con il compito della vita. La sosta del patriarca si inserisce nel cammino della visita pastorale arrivata in queste settimane nella città storica, una città viva con una comunità cristiana attiva, anche se bisognosa di più unità. Il giudizio su una Venezia decadente, se non è sbagliato, è molto limitativo. Io ho trovato una bella vitalità in tutte le comunità che ho visitato fino adesso e una grande ricchezza di esperienze cristiane, no? Che non è assolutamente inferiore a quella della terraferma. Quindi nella comunità cristiana c'è una grande risorsa per la Chiesa di Venezia e c'è anche una grande risorsa per la città di Venezia.